Cicagna in festa per il patrono San Giovanni Battista. Benedetti e inaugurati i lavori di restauro della casa canonica a servizio del vicariato della Val Fontanabuona. La parrocchia di San Giovanni Battista a Chiavari ha festeggiato il santo titolare, tema delle celebrazioni la misericordia che, come dice Papa Francesco, è l'architrave della Chiesa. La vera bellezza arriva da Dio, la riflessione proposta dal vicario della diocesi alla festa di San Giovanni Battista a Levi, a San Rufino la processione e la preghiera in chiesa. Ogni uomo ha su di sé lo sguardo di Dio, così il vescovo nella messa per San Giovanni a Romaggi, nell'occasione il ringraziamento per i benefattori che hanno consentito il restauro della chiesa. I fedeli della diocesi di Chiavari sulle orme di Abramo, chiamato a mettersi in viaggio in Terra Santa, i pellegrini hanno incontrato luoghi e testimonianze di fede fra Giordania ed Israele. Nonostante la mareggiata, Rapallo è pronta a rendere omaggio alla sua patrona e i sestieri in campo per i festeggiamenti, non dimenticare le origini della devozione e l'invito dell'arciprete. Benvenuti a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. Questa settimana iniziamo con un'ampia pagina dedicata alle feste patronali che punteggiano il territorio della nostra diocesi in questo periodo estivo ed iniziamo con le festività in onore di San Giovanni Battista, venerato in diverse comunità parrocchiali del nostro territorio. Il primo servizio che vi mostriamo ci porta in Val Fontanabuona a Cicagna, dove quest'anno c'è stato un motivo di festa molto speciale. In occasione della festa di San Giovanni infatti sono stati inaugurati i lavori di restauro della casa canonica della chiesa parrocchiale di Cicagna, una casa non solo per questa comunità ma per tutto il vicariato della Fontanabuona, perché ospita i sacerdoti delle parrocchie della valle, gli incontri del catechismo e gli uffici del centro di ascolto Caritas. Un luogo, questo, ha detto il vescovo Monsignor Alberto Tanasini, che ha benedetto i lavori di restauro, dove si fa concreto il cammino di comunione. È stata la piccola Marianne, nipote di Etturin di Prato, storico sacrestano, fuochista e campanaro di Cicagna, a tagliare il nastro per l'inaugurazione della restaurata casa parrocchiale, edificio al servizio della chiesa di Nostra Signora dei Miracoli, ma anche di tutte le parrocchie del vicariato della Val Fontanabuona. Qui risiedono infatti i sacerdoti in servizio nelle diverse comunità di fedeli. Qui è stato allestito un nuovo salone con tanto di impianto di proiezione per gli incontri e le riunioni. Qui, al piano terra, sono stati trasferiti i locali del centro d'ascolto Caritas, che quest'anno compie i 10 anni di attività a servizio del territorio e che in questi anni ha prestato aiuto a quasi 900 persone. Abbiamo consegnato 2570 pacchi dal 2013 ad oggi. Abbiamo aiutato con contributo per il pagamento di utenze, affitti e altre spese per una cifra di 46.345 euro. Qual è la vostra presenza all'interno di questi nuovi locali? Che cosa date alla popolazione che chiede un aiuto? E le persone vengono a chiedere anche a volte anche solamente di essere ascoltati e poi problemi quotidiani di tutti i giorni, dal pagamento di una bolletta a un pacco alimentare, mensa per la scuola dei bambini, abbonamenti autobus, insomma le varie cose. Quanti volontari siete? Che presenza garantite? Siamo circa 20-25 volontari e il centro d'ascolto è aperto 2 volte alla settimana, il martedì pomeriggio dalle 16:30 alle 18:30 e il venerdì mattina dalle 9 alle 11 e sono presenti sempre 2 volontari per turno. Come si inserisce la realtà di Cicagna all'interno dei diversi centri di ascolto della Caritas diocesana? Allora, il centro d'ascolto di Cicagna è uno dei centri d'ascolto dell'entroterra, tutti sono centri d'ascolto che sono sulla costa, è una realtà che è nata nel 2009, abbiamo guardato proprio stamattina in ufficio e quindi compie quest'anno 10 anni ed è importante perché è uno spazio di ascolto anche nell'entroterra. Risponde a dei bisogni della popolazione che nel corso degli anni comunque sono andati approfondendosi, acuendosi.
Sicuramente, soprattutto ci permette di avere uno sguardo anche diverso all'interno sul territorio, cioè perché il centro d'ascolto, come diceva prima Deborah, è uno spazio innanzitutto di ascolto, e ascoltare le persone significa ascoltare il territorio con le stanze che porta. La festa per l'inaugurazione è coincisa con quella del patrono di Cicagna, San Giovanni Battista. Ad impartire la benedizione ai locali al termine della celebrazione eucaristica presieduta nel santuario il vescovo diocesano, che ha voluto sottolineare come in questi spazi si porti avanti nel concreto un cammino di comunità e di fraternità condivisa. A fare gli onori di casa Don Mario Moltedo, parroco dal 2006 e che a settembre lascerà il posto a Don Marco Gattorna. L'auspicio da parte sua è che le opere parrocchiali siano una casa aperta, sempre più luogo di incontro e di condivisione di tutta la comunità fontanina. Ed è una casa per tutti. Mi piacerebbe che la sentiste sempre così e che continuasse ad essere così. La festa di San Giovanni Battista, che è titolare anche di questa parrocchia, è particolarmente bella, non soltanto perché c'è un sole che ci accoglie, e questo è un dono di Dio, ma anche e soprattutto perché il sole fa risplendere anche la bellezza della nuova casa parrocchiale che oggi abbiamo appena inaugurato. Come già diceva Don Mario nell'introduzione, questa casa è diventata la casa davvero non soltanto della parrocchia di Cicagna, ma dei preti che lavorano in questa valle e anche di tutte le persone che dai bambini fino agli adulti e agli anziani collaborano con noi nel cammino della vita pastorale delle comunità. Tante le persone, le realtà ringraziate da Don Mario prima dell'inaugurazione, un ringraziamento però va anche allo stesso Don Mario che ha speso tanto tempo per realizzarlo. Certamente sì, possiamo dire davvero che Don Mario è stato ed è l'anima anche di questa casa parrocchiale. Quando lui è arrivato nel 2006 qui a Cicagna, il vescovo gli aveva proprio chiesto questo, di arrivare a Cicagna cercando di creare fin da subito questo desiderio di comunione, che è una comunione evangelica anzitutto, e poi una comunione fattiva. Don Mario è stato ed è l'anima appunto di questa casa, perché in tanti modi se ne è preso cura, dal tenerla in ordine al preparare gli ambienti, il preparare e custodire anche noi preti più giovani che via via dal 2006 ci siamo avvicendati. Oggi ci sono nuove leve che sono arrivate via via a Cicagna, però dobbiamo dire che è chi ci ha preceduto negli anni che ha davvero costruito questo bene, questo dono che oggi, come dire, noi riceviamo e siamo chiamati a portare avanti. I lavori hanno visto il rifacimento del tetto con l'ardesia donata dalle ditte della Fontana Buona, delle facciate, dei serramenti e all'interno la realizzazione di nuovi bagni a norma di legge e anche un nuovo salone polivalente. Nella casa parrocchiale di Cicagna sono stati fatti i lavori indispensabili e necessari, perché era in condizioni veramente, aveva forti problemi di infiltrazione al tetto, quindi è stata rifatta la copertura in ardesia con la messa in opera anche di isolante termico. Sono stati fatti gli intonnaci esterni su tutta sono circa 1000 metri quadrati di facciate. Sono state ripristinate le opere in ferro, ringhiere, parapetti, sono state sostituite interamente tutti i serramenti esterni, quindi con messa in opera di serramenti con vetrocamera, quindi con risparmio energetico, e poi sono state adeguate all'interno le dotazioni dei servizi igienici, perché c'erano soltanto 2 servizi igienici al piano terra, quindi non conformi con la normativa sulle barriere architettoniche. Adesso sono stati fatti due gruppi di servizi, uno al piano terra e uno al piano primo, quindi su tutti i due piani adibiti all'uso, diciamo, dei fedeli e della comunità, con l'adeguamento anche lì alle normative sulle barriere architettoniche. C'è anche un nuovo spazio per la comunità. Sì, c'è al pian terreno una nuova sala
polivalente, ricavata da 3 ambienti precedenti che non avevano una funzione specifica. Ora è stata trasformata in una sala multimediale con proiettore e possibilità di fare iniziative di tipo comunitario. Quindi anche questa è una cosa che era certamente necessaria per la parrocchia, e non solo per la parrocchia ma anche per il vicariato. Ecco. Come detto, sono diverse le comunità parrocchiali in festa per la memoria liturgica della Natività di San Giovanni Battista. Con i nostri servizi vi porteremo ora nella parrocchia di San Giovanni Battista a Chiavari, nella parrocchia di San Rufino a Levi e nella parrocchia di Romaggi. Come si prepara la parrocchia per le feste di San Giovanni? La festa quest'anno l'abbiamo voluta incentrare sul tema della misericordia. La frase che ci ha ispirato è una frase importante del nostro Papa, di Papa Francesco, che ci ricorda che l'architrave della Chiesa, ciò che regge, ciò che è fondamento, è appunto la misericordia. Questo tema anche perché misericordia è il significato del nome di Giovanni Battista. Il Vangelo che abbiamo ascoltato oggi e che ci racconta la nascita di Giovanni è anche l'episodio della scelta del nome. Questo nome che è stato voluto da Elisabetta e da Zaccaria significa proprio questo. Giovanni è quel nome che in ebraico significa Dio usa misericordia. Allora siamo voluti riandare a questo tema e riscoprire la misericordia, mi piace dire così, come una virtù politica, nel senso come un modo di stare dentro la storia, dentro le ferite della storia, dentro le contraddizioni, dentro i problemi di questo tempo. Un modo di stare dentro tutto questo, però non con l'atteggiamento della paura, non con l'atteggiamento della chiusura, del respingimento, ma con l'atteggiamento di chi sta aperto e con speranza. E in questo senso per noi ragionare, riflettere, riandare a questa parola ha significato riprendere in mano un tema importante che è il tema dell'accoglienza nei confronti del povero e soprattutto di quei poveri che oggi sono gli immigrati, che lasciano la loro terra, scappano da situazioni di violenza, di guerra, di povertà estrema, rischiano la loro vita e arrivano alle nostre terre. Ci piacerebbe che Misericordia ci ricordasse per esempio che lo slogan che purtroppo oggi si dice molto e che purtroppo si respira anche nelle nostre comunità parrocchiali e che dice così: prima i nostri, ecco, questo non è evangelico, non ha niente a che vedere con una chiesa il cui architrave è la misericordia. Ci piacerebbe anche, dire con forza che c'è una mentalità che rovescia i valori, che dice che salvare vite umane in mare è per esempio un reato, che accogliere è un reato. Qui c'è qualcosa, che non va, che non funziona, che sta cambiando il senso della giustizia, della legalità e il senso appunto dell'accoglienza e del vivere aperto verso il prossimo. Ecco, questo è stato un po' l'itinerario che abbiamo cercato e che cerchiamo di vivere in questo tempo di festa. Quanti di noi sarebbero capaci di dire «Signore, hai fatto di me una meraviglia stupenda»? È la riflessione proposta dal vicario della diocesi per la festa di San Giovanni Battista a Levi. La frase del Salmo, ha spiegato Don Stefano Mazzini, ci ricorda che la bellezza di ciascuno è opera di Dio. Il Battista, nella sua umiltà, è capace di riconoscerlo. Gli uomini del nostro tempo faticano di più, forse, ha sottolineato il sacerdote, perché spinti a ricercare una bellezza falsa, esteriore, di facciata.
Di qui l'invito a seguire il Battista e a comprendere che l'unica bellezza ci arriva dal Signore e dal riconoscersi creatura di Dio fatta dalle sue mani. Soltanto così potremo cogliere la luce della misericordia di un padre che ama i suoi figli. La riflessione del vicario della diocesi ha concluso la processione per le vie di San Rufino a Leivi. Nel paese la festa patronale unisce la comunità, ma anche tanti leivesi, e come sempre si realizza grazie a numerose persone che offrono il proprio aiuto. Io voglio ringraziare tutte le persone che tutte le volte nelle nostre comunità si spendono perché poi le feste si possano vivere in serenità e in gioia e si spendono con tanti sacrifici, anche veramente rinunciando alle comodità e offrendo, diciamo, il lavoro e anche il sudore di ore e ore di servizio offerto alle nostre parrocchie. Quindi grazie di cuore a tutti. Leivi è una piccola comunità con una profonda fede, è radicata fin dai tempi antichi e San Giovanni rappresenta il santo importante per Leivi, quanto anche la festività di Nostra Signora della Guardia. Quest'anno infatti ricorreranno i 100 anni della Madonna della Guardia che è stata portata a Leivi. Una chiesa di muri e pareti e una chiesa dove pulsa il cuore dei fedeli. Erano presenti entrambe a San Michele di Romaggi la sera della festa per San Giovanni Battista. Il vescovo ha ringraziato i benefattori che hanno voluto il restauro dell'edificio sacro. Era presente tra l'altro un nipote di Luigi Chiesa, la cui famiglia ha finanziato i lavori inaugurati 2 anni fa. La bellezza è utile per dare lode a Dio, ha spiegato il pastore della diocesi, ed è segno che c'è una comunità viva a cui sta a cuore il rapporto con il Signore. Monsignor Tanasini è quindi tornato sulla festa del Battista. Ogni uomo ha su di sé lo sguardo di Dio, ha detto. È stato così per Giovanni, il cui nome è stato suggerito dall'alto per preannunciare la sua missione, quella di annunciare Gesù e la conversione delle genti. Così è ancora oggi per gli uomini di tutto il mondo. Noi dobbiamo anche ricordare che dall'eternità ha pensato a ciascuno di noi il Padre e per ciascuno di noi ha un progetto di vita da realizzare. Non ci mette nell'obbligo del rotaio del treno di dover essere in qualche modo obbligati a percorrere una strada, ma ci chiama, ci chiama per nome. Tocca a noi rispondere. Pensiamo a questa nostra grandezza, chiamati per nome da Dio. Dice l'Apocalisse, ad esempio, che a chi ha seguito l'agnello viene dato un piccolo sasso dove è scritto un nome che nessuno conosce. È il nome che ha per te Dio. Ti conosce e ti ama. Sapremo rispondere a questa vocazione. Sapremo vivere la nostra vita chiedendoci con serenità che cosa Dio vuole da me. Le comunità parrocchiali del territorio si apprestano ora a vivere la festa dei Santi Pietro e Paolo. Vediamo alcuni degli appuntamenti in alcune delle comunità parrocchiali della diocesi. Nella parrocchia di San Pier di Canne a Chiavari, sabato mattina alle 10 le lodi, alle 20:45 i vespri e alle 21 la messa vespertina a cui seguirà la processione nella zona nord del quartiere. In festa anche la comunità parrocchiale di San Pietro a Riva Trigoso. Sabato alle 20:30 la Santa Messa presieduta da Don Matteo Pretico e la processione lungo le vie del paese. A Calvari, nella cappella di San Pietro, sabato 29 giugno alle 18 la Santa Messa e la processione. Nella parrocchia di San Pietro di Novella a Rapallo, sabato 29 giugno la Santa Messa alle 10:30 e alle 18:30, a cui seguirà la processione per le vie del quartiere rapallese. Sull'esempio di Abramo, chiamato da Dio ad abbandonare la sua terra per quella promessa, i pellegrini della diocesi di Chiavari sono stati chiamati ad abbandonare certezze e luoghi comuni per immergersi in un'esperienza di fede derivante dall'incontro con la Terra Santa. Luoghi e persone che hanno arricchito l'ultimo pellegrinaggio in Giordania ed Israele che si è appena concluso. Cosa portate indietro dal pellegrinaggio in Terra Santa?
Ma intanto la Terra Santa comprende anche la Giordania, sia in Israele che in Giordania siamo stati. Ma cosa portiamo indietro è l'invito alla conversione, al cambiamento. C'era uno sguardo iniziale che abbiamo voluto dare ai pellegrini ed era l'Ech Lekah, proviene dalla Genesi al 12° capitolo, l'invito che Dio fa ad Abramo. E l'Ech Lekah significa vai, vattene dalla tua terra, dalle tue abitudini, crea una rottura con tutto quello che sono degli atteggiamenti che ti tengono soffocato, schiacciato, e quindi offriti a una sequela che sia liberante, che sia appassionante. E mi sembra che sia venuto proprio così. Quanti erano i pellegrini della diocesi che hanno vissuto questo invito? Ma ormai quest'anno, nel 2019, sono già 120 le persone che abbiamo portato in Israele. E a parte il numero, penso che per ciascuno di loro ogni istante sia stato un'occasione di grazia. Abbiamo anche detto così che nella distinzione nella cultura greca tra Kairos e Kronos, noi siamo assorbiti dal Kronos, dalle ore, dalle cose da fare, mentre invece ritrovare la qualità, un evento di grazia che è contenuto nel tempo, ecco, questo sia l'aspetto da recuperare. E quindi sì, tanti pellegrini, ma al di là del numero, al di là dell'orologio, c'è sempre questa occasione di vivere la grazia che ci è offerta. Difficile trovare un momento su tutti che ha caratterizzato questo viaggio, tanti comunque gli eventi significativi, i momenti significativi. Le occasioni, le proposte sono molteplici. Anzitutto gli incontri con i volti, con le persone. Non è un viaggio con la crociera, non sono i soliti pellegrinaggi che sono un po' standard. Ecco, quello che abbiamo maturato lungo tutti questi anni di attività ci danno la possibilità di vivere degli incontri, degli appuntamenti con delle persone. E quindi immediatamente mi viene da pensare nel patriarcato il cardinale Potiche, anziano, 95enne, ma colmo di sapienza. Mi viene da pensare ai bambini sordomuti delle Fatah, oppure quando siamo stati anche a gennaio con le nostre suore di Ortas. E sono le persone, i volti, anche quelli più semplici, le persone che incontriamo lungo il tragitto. Poi anche ci sono delle immagini che rimangono nella memoria, sono le meraviglie della natura, il deserto, il Wadi Ram, il Wadi Kelt, Masada. Il deserto è sempre un luogo privilegiato di incontro con Dio. Quali sono adesso i prossimi appuntamenti, le prossime esperienze di viaggio, di pellegrinaggio? Ma sono molteplici. Come ormai è tradizione, noi abbiamo fatto quest'anno, abbiamo ripreso, l'anno scorso era stata sospesa il pellegrinaggio a Lourdes e quest'anno l'abbiamo di nuovo riproposto, così come c'è stato il Terra Santa, il Libano, nuovamente il Terra Santa con la Giordania, e si conclude quest'anno il programma con il Sudafrica. Ahimè ci sono già 20 persone a lista d'attesa, davvero c'è tanta richiesta. A Capodanno troveremo di nuovo un appuntamento lungo i luoghi di San Paolo, delle chiese dell'Apocalisse in Turchia. In occasione delle feste patronali mariane di inizio luglio, il vescovo della diocesi di Chiavari, Monsignor Alberto Tanasini, ha scritto un breve messaggio nel quale ha invitato ad invocare la Vergine venerata sotto il titolo di Nostra Signora dell'Orto e di Nostra Signora Regina di Montallegro, chiedendo di sostenere la vita della nostra Chiesa diocesana nel desiderio di essere sempre secondo il cuore del Figlio, di saper mettere in atto il proposito di testimoniare il Vangelo fedelmente, di adeguarsi alle esigenze che questo richiede. Monsignor Alberto Tanasini presiederà diverse celebrazioni tanto a Chiavari quanto a Rapallo e in questo modo intende festeggiare con i fedeli i propri 50 anni di ordinazione sacerdotale. Allora vediamo alcuni degli appuntamenti in programma in occasione della festa patronale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Lunedì 1 luglio alle 6 la messa celebrata dal prevosto della cattedrale, Monsignor Gian Lorenzo Borzini. Alle 10:30 l'offerta dei fiori da parte dei bambini. Alle 18 la Santa Messa presieduta dal Vicario Generale della Diocesi, Don Stefano Mazzini. Alle 21 i primi vespri della solennità di Nostra Signora dell'Orto, presieduti dal Vescovo Alberto Tanasini. Alle 23 l'inizio del tempo di adorazione eucaristica. Il 2 luglio alle 6 del mattino le lodi e la celebrazione della Messa. Le Sante Messe saranno celebrate alle 8:30, alle 10 e alle 11:30. Alle 18 la Santa Messa Pontificale presieduta dal Vescovo Diocesano. Ricordiamo
Ricordiamo alle 21 il concerto lirico-sinfonico in piazza Nostra Signora dell'Orto, organizzato dall'Associazione Simone Boccanegra in collaborazione con il Comune di Chiavari. Giovedì 4 luglio il pellegrinaggio degli ammalati, alle 17 il Vescovo celebrerà l'Eucarestia con l'unzione degli infermi. Domenica 7 luglio la Santa Messa di ringraziamento per la Società Operaia Cattolica. In occasione delle feste mariane, il parroco della cattedrale, Monsignor Gian Lorenzo Borzini, ha scritto una lettera a tutti i benefattori, agli amici, ai sostenitori, descrivendo il patrimonio di fede e cultura che la cattedrale di Nostra Signora dell'Orto rappresenta per l'intera comunità. La cattedrale non è solo un luogo di culto, ma un segno di identità per Chiavari, si legge nella nota. Avere cura della cattedrale è anche valorizzare le radici culturali di una intera comunità, rigenerare una storia secolare di coesione e di convivenza sociale, trasmettere una eredità del passato ai cittadini di domani. L'invito dunque è a sostenere l'onere degli interventi di cui la cattedrale ha bisogno e che, come noto, sono stati di recente avviati. Vediamo insieme questo video. La cattedrale di Chiavari, dedicata a Nostra Signora dell'Orto, si prepara a ritornare all'antico splendore. Dal marzo 2019, sotto l'egida della Soprintendenza ai Beni Artistici e Architettonici, ha preso il via un lungo e delicato intervento di recupero e restauro conservativo che interessa la cupola centrale, le navate laterali, il transetto, il presbiterio e l'abside. Il passare del tempo e le intemperie stanno minacciando irrimediabilmente gli stucchi e le strutture dell'edificio. Complessivamente sono 5 i lotti di intervento messi a progetto. Per completarli sono necessari oltre 3,5 milioni di euro. Per sostenere la diocesi di Chiavari nell'importante e gravoso cammino iniziato è nata l'associazione Onlus Nostra Signora dell'Orto, che ha come scopo raccogliere fondi per completare l'intervento di restauro. Prendersi cura della cattedrale è un impegno che non interpella solo la responsabilità dei singoli, ma sollecita un movimento collettivo, ha spiegato così Monsignor Alberto Tanasini, vescovo di Chiavari. La cattedrale Nostra Signora dell'Orto non è solo un luogo di culto, ma un segno di identità per il territorio e rappresenta al meglio la creatività, il senso di comunità, la cultura delle nostre genti. Ciascun fedele può fare la sua parte e contribuire con un'offerta a sostenere i lavori di restauro della cattedrale di Chiavari. È possibile fare una donazione attraverso l'IBAN bancario, intestato all'associazione Onlus Nostra Signora dell'Orto. IT 21H 05034 31950 0000 0000 6067. Avere a cuore la cattedrale significa tutelarne i tesori artistici e le strutture architettoniche, ma anche valorizzare le radici culturali di un'intera comunità, rigenerare una storia secolare di coesione e convivenza sociale e trasmettere l'eredità del passato ai cittadini di domani. Ricordiamo i principali appuntamenti organizzati a Rapallo in occasione della solennità patronale di Nostra Signora Regina di Montallegro. La conclusione della novena il 1 luglio con il pellegrinaggio dei giovani al Santuario Mariano di Montallegro per la Santa Messa delle 5 del mattino. Nella Basilica dei Santi Gervasio a Protasio al 1 luglio alle 8 l'esposizione dell'Arca Argentea della Madonna, a cui seguirà la Santa Messa presieduta dal Vescovo Alberto Tanasini. Alle 16 l'offerta dei fiori a Maria. Alle 18 la Santa Messa presieduta da Monsignore Enrico Bacigalupo, alle 21 il canto dei primi vespri. Il 2 luglio nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio alle 10 la Santa Messa presieduta dal Vescovo. Al Santuario di Montallegro alle 10:30 la Santa Messa presieduta dal Cardinale Angelo Bagnasco. Nel pomeriggio alle 18 la Messa nella Basilica di Rapallo sarà presieduta dal Rettore di Montallegro, Don Gianluca Trovato. Il 3 luglio in Basilica alle 10:30 la Santa Messa presieduta da Monsignore
Monsignor Lelio Roveta. Alle 18:30 la Santa Messa presieduta da Monsignor Luigi Ernesto Palletti, vescovo della Spezia, che poi presiederà anche la solenne processione per le vie della città di Rapallo, che avrà inizio alle 21. Lo scioglimento del voto domenica 7 luglio alle 10:30 al Santuario Mariano di Montallegro. Ovviamente, come sempre a Rapallo, gli appuntamenti di carattere religioso si intrecciano con quelli legati alla devozione popolare e alla tradizione. Vediamo insieme questo servizio. Ci vuole altro che una mareggiata, per quanto forte e violenta sia stata quella di fine ottobre, per fermare le feste di luglio a Rapallo e il sentimento di fede e devozione della città verso la Madonna di Montallegro, di cui sono una manifestazione. Sono ripartiti da qui i rapallesi, dal grande lavoro di ripristino delle strutture materiali del lungomare, ma anche dal sostegno all'interno della comunità cittadina, per arrivare all'appuntamento dei primi 3 giorni di luglio, pronti e più uniti che mai. Come ha detto Don Stefano, le feste di luglio sono l'estrinsecazione laica comunque di una fede che c'è, ben radicata, si fatica forse un po' a vederla perché i tempi stanno cambiando molto, però indubbiamente tra di noi, tra i sestieri, corre un'emozione, corre un afflato e corre anche il desiderio di rivolgersi al santuario come punto di riferimento, un po' in tutto l'arco dell'anno, ma specialmente in questi giorni, in questo periodo. E sicuramente riuscire a fare le feste di luglio vuol dire in qualche modo porre un punto fermo per noi, quindi è vero, ci vuole ben altro che una mareggiata. Quest'anno c'è un motivo in più per ringraziare la protezione di Maria dopo la mareggiata. Altro che, è stato il primo pensiero che abbiamo fatto il 30 di ottobre, quando effettivamente a fronte di una devastazione così grande, per fortuna e grazie alla Madonna non c'è stata neanche una vittima e tutto sommato i presupposti c'erano, perché è successo veramente di tutto. Un invito, quello di andare alle origini della devozione della città di Rapallo a Maria, venerata sotto il titolo di Nostra Signora di Montallegro, richiamato dall'arciprete della Basilica dei Santi Gervasio e Protasio. In un contesto storico non facile per gli aspetti del lavoro, difficoltà accentuate sicuramente dalla mareggiata, le feste di luglio con il loro aspetto di manifestazione esteriore non possono prescindere dalle radici di fede nelle quali hanno origine e trovano significato. Come la città si sta preparando a vivere il momento in onore della sua patrona? Ma direi un po' come tutti gli anni, con tanto fermento, con persone che si stanno dando del loro tempo per organizzare le feste e anche per la comunità cristiana con dei momenti di riflessione, perché affinché la tradizione sia qualcosa di vivo e di attuale, per cui la fede interpelli la nostra coscienza, rinnovi le nostre speranze in questo tempo qui oggi, ecco. Quest'anno tocca al sestiere Seglio guidare i festeggiamenti con la sparata del panegirico che, nonostante le difficoltà, si svolgerà regolarmente sul lungomare il 2 luglio. Quest'anno il panegirico è stato un po' tirato per le lunghe per i problemi della passeggiata dovuti alla mareggiata, che ormai è diventata famosa purtroppo. E per cui siamo riusciti, nonostante tutto, e con la collaborazione del comune e dell'amministrazione, a arrivare, anche se all'ultimo momento, perché ci sono ancora dei tratti accidentati sulla passeggiata, a poter realizzare un panegirico degno della città di Rapallo. Ci auguriamo che sia così. Si può già anticipare qualcosa anche sullo svolgimento? Lo svolgimento sarà tipicamente tradizionale, perché noi siamo particolarmente legati alle tradizioni, per cui non faremo innovazioni particolari o cose strane. Cercheremo di fare come hanno fatto i nostri avi, i nostri vecchi nella tradizione di Rapallo. Quante persone ruotano intorno all'organizzazione che collaborano? E sono parecchie centinaia di persone che aiutano in un verso o nell'altro, poi anche quelli dell'ultimo momento che danno sempre una mano per poter realizzare le festività, perché poi sono difficoltose, organizzare, coordinare, abbastanza impegnativo. Sono i 3 giorni più importanti dell'anno per la nostra città, la memoria dell'apparizione di 462 anni or sono, una memoria che si fa evento nella quale si riconoscono tutti i rappallesi. In questi 3 giorni e poi lo scioglimento del voto domenica 7 luglio sarà ancora una volta l'occasione per rinsaldare quel legame di profonda gratitudine alla Vergine che lega l'intera città di Rapallo al Montallegro.
Era impensabile immaginare che solo dopo 7 mesi riavere la città così. È una città che per certi aspetti sta migliorando, una città con degli stabilimenti balneari che sono stati per ovvi motivi, sono stati resi più moderni, è una città che si presenterà con un appeal diverso sul lungomare, è una città che si presenterà il prossimo anno con l'inaugurazione di un depuratore, quindi è una Rapallo 2.0. Rapallo sono le feste di luglio, sono le nostre tradizioni, sono il ringraziamento al nostro santuario di Montallegro e alla nostra Madonna. È ovvio che un sindaco con una sensibilità per la propria collettività deve pensare a questo impegno. Ci siamo adoperati da subito per rendere di nuovo la città fruibile e, come giustamente ha detto il mio assessore, Rapallo non si piega per una mareggiata e naturalmente neanche le feste di luglio e neanche il ringraziamento della nostra Madonna. Tutti assieme per valorizzare questo importante evento, e quest'anno è andata così, ma il prossimo anno faremo ancora di più naturalmente per la promozione, perché quello che avviene a Rapallo con questo ringraziamento al santuario è un evento più unico che raro. In festa la parrocchia di San Rocco di Ogno a Neirone, al Monte Cavello, domenica pomeriggio alle 17, Don Matteo Benetti e Don Guido Perazzo celebreranno la Santa Messa e impartiranno la benedizione ai piedi dell'immagine di Maria. L'effigie mariana era stata eretta nel 2002 sul Monte Cavello dalle comunità parrocchiali di Ogno e di San Marco d'Urri a protezione di tutte le famiglie della Fontana Buona. In quello stesso anno l'immagine venne consacrata dall'allora parroco Don Paolo Gagliotti e dal vescovo Alberto Maria Careggio, grazie alla collaborazione di alcuni parrocchiani di Ogno. Un fulmine danneggiò poi la statua della Vergine e così lo scorso anno, il 20 settembre del 2018, il parroco Don Matteo Benetti ha consacrato la nuova immagine. La festa, come detto, domenica pomeriggio a partire dalle 17. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa, il nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.